Buonasera, buonasera. Facciamo un applauso, dai. Ancora uno, dai, buonasera, signor Gigi. Come stai? Tutto bene? Secondo me non ha preso gli amici, insomma, quelli più intimi, Stiamo per partire, signori, questo è il Paul Bar, stiamo per iniziare, naturalmente su 5 Stelle Sardegna, l'applauso del nostro pubblico, vai, ci vediamo tra le sale, un minuto, vai, siamo al termine del Paul Bar e siamo in compagnia di Gigi Sanna dopo una serata live durante una diretta. Bellissimo, bellissimo, emozionante. Ti sei divertito? Mamma mia, forse veramente raramente mi sono divertito così. Bella, bella, veramente coinvolgente, presente in tutto, sia il pubblico che noi stessi. Adrenalinica. Non si può sorpassare se la marcia è all'indietro, bruciare il rosso se il semaforo è spento, ma questo forse mi fa contento. Non si può essere sempre mai sicuri di niente, fare per sbaglio anche una scelta incosciente, ma questo per me è divertente. Non si può restare nascosti sempre nella roulotte, essere finti di giorno, di notte, per questo e prendi le botte. Non si può giocare soli a nascondino nel bosco, se incontro il lupo va tutto un po' losco, lo giuro, e io lo conosco, caspita. Ma c'è chi può e chi non vuole non può, o forse è meglio dire che non ci sto sempre in fila. No, non ci sono tante televisioni che fanno live così, però è da panico, voglio dire. No, faccio i complimenti perché veramente, a parte tutto il palinsesto come è organizzato, è bellissimo veramente. Poi a parte l'ambiente che sembra di stare a casa tua, questo è importante per un artista. Intanto noi siamo qui per parlare di una cosa importante, oltre alle voci di maggio, che sarà naturalmente anche quest'anno in un'altra nuova edizione a maggio, ma a parlare poi di queste immagini che state già iniziando a vedere, che sono le immagini durante una grande manifestazione che è stata fatta lo scorso anno a Moiada, e in quell'occasione un Io Vagabondo insieme ai Nomadi, credo che per voi sia stata quella sì che è stata una grande emozione per voi. Beh, è normale, quando canti comunque con i capostipiti della musica italiana, sono quelle cose che ti lasciano il segno nella vita comunque. Poi sono stati i tuoi idoli da bambino, poi vederli davanti, poter suonare, poter cantare assieme a loro, stringere la mano a Beppe Carletti, a Danilo Sacco è emozionante, e cantare con loro poi il Non Plus Ultra. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sembra ancora non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma nessuno è rimasto mio. Sì, la strada è ancora là. Parliamo di
questo nuovo progetto, il progetto insieme a questo gruppo? Ma Stentales e Malindamai appunto è un bellissimo progetto perché vede i pezzi rivisitati degli Stentales in maniera un po' classica, quindi con archi, con fiati, con delle cose particolari che sinceramente noi non avevamo mai pensato, quindi dai un colore diverso, qualcosa che comunque il pubblico ha bisogno, perché va bene il rock, va bene la chitarra elettrica, la distorsione, però ci vuole anche un po' di savoir-faire. Un po' come era una volta un Fabrizio André insieme a PFM praticamente. Beh, lo vedo sì, io però il nostro connubio lo vedo più come De Gregori con Lucio Dalla in Banana Republic. Quello è più vicino Vicino a noi, più al nostro contesto, è vero. Quindi, Voci di Maggio sicuramente sarete insieme a Malindamai. Sì, sì, senza dubbio, Voci di Maggio con i Malindamai, appunto, tanti grandi ospiti, tra cui speriamo di averti con noi anche. Io ci sarò come sempre con la mia televisione. Beh, ma non solo televisivamente, ma anche per presentare il tuo progetto, il tuo disco. Intanto state vedendo poi il dietro le quinte del Paul Bar, si è parlato di una grande iniziativa che è quella che vede protagonisti questi signori insieme al loro agriturismo. Beh sì, in effetti comunque la fattoria Stentales è una realtà, ripeto perché comunque è una continuità generazionale dove il ragazzo, il bambino di oggi che diventerà l'uomo di domani viene in fattoria, inizia a vedere appunto come si munge, come si fa il formaggio, tutte le varie attività della lavorazione della carne, insomma diventa tra virgolette pastore e massaio per un giorno e questo è importante perché comunque in un mondo che sta andando troppo veloce ci vuole anche ogni tanto fermarsi a pensare a quello che i nostri avi hanno fatto. È sempre un piacere avervi con noi, è sempre un piacere avervi al Paul Bar perché è un modo come rivisitare quelli che sono i vostri successi, ma anche un modo per vedere poi realmente come siete, cioè come amate questo mondo della musica. Beh, è un mondo, ripeto, che ti dà grosse soddisfazioni, comunque è un mondo che a volte come giri le spalle ti può anche tradire, però il fatto è che il tenersi sempre a galla, quindi il proporre cose nuove, ripeto, come questo progetto Poetas con i Malindamai e il fatto di creare un album all'anno porta comunque a tenere sempre vivo il fermento dei fans e a far sì che loro siano attenti al nostro palinsesto discografico. Io ti ringrazio come sempre, saluto tutti i tuoi colleghi, i tuoi amici che vivono con te questa grande esperienza della musica e l'augurio è, come dire, di essere sempre al top di tutto quello che è meglio per voi. Ma speriamo, ripeto sempre che le battaglie si vincono sul campo e la piazza decreta il vincitore. Grazie a Gigi Sanna, grazie agli Stentales, appuntamento per quanto riguarda Die Pro Die, alla prossima. Arrivederci a tutti.